Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate, attraverso la vicenda dei Greci, la civiltà e la cultura greca, le caratteristiche che hanno portato il mondo greco a essere un mondo così fondamentale per tutto l'Occidente. Se ci pensate, il potere politico dei Greci era molto dispersivo, in quanto non avevano una grande autorità centrale, ma erano tutti attaccati a delle città-stato. Ebbene, queste città riuscirono a determinare la storia dell'Occidente molto di più che gli imperi antichi. Perché? Che cosa avevano di diverso e di caratteristico da poter in qualche modo influire così tanto sulla storia e sulla formazione umana degli uomini dell'epoca? Ecco, quello che avevano in più, ci siamo detti nelle scorse puntate, è la religiosità. Una religiosità che aveva come base, come fondamento, lo strappo, cioè la capacità dell'uomo di prendere delle decisioni che fossero in qualche modo di rottura rispetto al proprio passato. L'uomo greco è un uomo che ha come fondamento la sua volontà. La volontà dei greci è la volontà che prende decisioni, la volontà che formula sentenze, la volontà che si schiera e facendo tutto questo strappa rispetto al proprio passato, crea una storia nuova. Allora la domanda è, ma quest'uomo che in qualche modo è al centro della riflessione greca, davvero non ha alcun argine, davvero non ha alcun limite? Abbiamo visto che gli dei non sono un argine al giro umano, perché gli dei in qualche modo imitano l'uomo, e abbiamo visto che gli eroi, l'altra grande categoria di personaggi dell'antica Grecia, semidei, perché da una parte erano nati da un dio, dall'altra erano nati da un essere umano, ecco, neanche loro avevano la capacità di arginare la volontà umana. L'unica forza che era in grado di arginare la volontà umana era la Tyche. Noi tante volte in latino la traduciamo come fato o fortuna, ma la Tyche era una forza misteriosa, una forza capace di governare il destino e l'ignoto degli esseri umani. La Tyche era quella forza che da sola poteva sovrintendere alla giustizia, alla legalità, al bene e a tutto quello che aveva a che fare con l'uomo. La volontà dell'uomo si fermava dove cominciava la Tyche, qualcosa di imponderabile, qualcosa di insondabile, una fortuna di fronte alla quale l'uomo era completamente disarmato, di fronte alla quale non aveva possibilità di operare delle scelte e che cercava di esplorare. Per cui non si può parlare di Tyche, non si può parlare di fortuna se non si parla di tutte quelle zone, tutti quei luoghi, i santuari dove la Tyche veniva esplorata e indagata. Gli uomini andavano ai santuari proprio col desiderio di scoprire di più qualcosa su questa forza misteriosa di fronte alla quale anche la loro volontà si arrendeva, la forza del mistero, la forza della fortuna, la forza della Tyche. Ne parliamo ancora domani, sempre qui, sempre a Storie.